Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna e naturalmente io sono il gran ciambellano della nostra capitana Castellana, che è la nostra biondissima e bravissima Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, che poi qualcuno ti correggerebbe e direbbe capitano. Vabbè, ma scherzo. Io sono contenta del capitana, Io sono contenta del capitano, a me piace, Io non sono ideologica come la Boldrini che vuole il femminile dappertutto, ma non voglio neanche il maschile dappertutto. Cioè, se esiste capitana, diciamolo, sei d'accordo? Certamente, anche perché questa era una vecchia canzone d'amore calabrese che dice a menza su gruppo un cesti la capitana mia, iglia cavace il cuore meu ci spandi, eccetera eccetera. Wow, che inizi poetici. Sì, oggi pomeriggio mi sento abbastanza poetico, mia cara. Ben trovata, come stai? Bene, tutto a posto. Sono già a Roma perché comunque oggi ho dovuto fare perché giustamente la Lega sta prendendo una posizione molto netta sulla questione, diciamo così, di volenterosi, nel senso che a noi questi volenterosi paiono più persone che stanno apparecchiando guerre piuttosto che lavorando per chiudere conflitti, e quindi abbiamo dichiarato che effettivamente la Lega ritiene che la parola pace debba essere messa nell'agenda europea e che Macron non ci paia andare esattamente in quella direzione. Pienamente d'accordo, anche perché appunto stamattina Zelensky dice chiaramente a Putin: vediamoci giovedì in Turchia e cerchiamo di chiudere questo accordo di pace. Quindi esatto, quindi diciamo che il protagonismo europeo non dovrebbe essere un protagonismo che va ad aiutare, non che va a far inceppare, diciamo, il percorso avviato da Trump. Vabbè, ma il povero Macron giustamente col conclave gli è andata male, con l'accordo in San Pietro gli è andata male, Trump gli ha detto che quello non era il posto suo, per cui sai, è un bambinesco in questo suo insistere, posso dirlo? Vabbè sì dai, diciamo che da Napoleone in poi qualche velleità ogni tanto i francesi ce l'hanno, ma detto questo non è una questione Francia, Italia, è una questione di equilibrio. Io penso che il governo italiano abbia preso la posizione giusta, che è quella di favorire il percorso avviato da Trump senza così fare isterie solo per essere messi nel percorso e quindi creare problemi. Ecco, questo è. Quindi questo era per dirti che sono a Roma, sto bene, ma sono a Roma e non sono a Milano, ecco. Vabbè, beata te che sei all'ombra del cupolone, quindi ancora profuma. Ma io la amo Milano, io mi sento più beata quando sono a Milano, però va bene. Vabbè, insomma, non è come direbbero gli americani, it's a nice place to live there, no? È un bel posto in cui abitare, tutto sommato, dai. No? Sì, viva Milano, viva Milano. Va bene. Ok, andiamo avanti. Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e abbiamo il telefono aperto allo 0292947222 se vi volete accomodare, la linea è lì a vostra disposizione. Allora Laura, io comincerei la nostra rassegna stampa di questa settimana con una vicenda che naturalmente stamattina era sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Stiamo parlando di tal Emanuele De Maria, detenuto modello, scrive Open, che ha ucciso 2 donne. Questo Emanuele De Maria si è presentato, insomma era stato condannato a 14 anni e 6 mesi per aver ucciso una 23enne di origine tunisina, Racheb Oumaima, a Castelvolturno in provincia di Caserta. Era scappato in Germania, era stato in Sassonia per 2 anni, poi lo avevano beccato, era stato condannato, dopodiché era stato mandato a Bollate. Da Bollate era stato ammesso alla
possibilità di andare a lavorare durante il giorno, e quindi lui andava a lavorare in questa, come possiamo dire, in questo hotel a Milano, dove aveva cominciato una relazione con questa Ciamilia Uiesuria, 50 anni, sposata con un figlio. Com'è e come non è, venerdì scorso prima ha preso a pugnalate un suo collega egiziano che stava aprendo la caffetteria dell'hotel, e peraltro il collega è stato preso proprio per i capelli dai medici che sono riusciti a salvarlo veramente in extremis. Dopodiché con lei si è allontanato, è andato al Parco Nord di Milano, e al Parco Nord è stato trovato il cadavere di questa povera donna, di questa Ciamila, la sua ex fidanzata, possiamo dire adesso. Dopodiché ha ben pensato di pagare un biglietto da 12 euro, perché dovrebbe costare ancora così. Ha preso l'ascensore per salire su alle terrazze del Duomo di Milano, e dal camminamento ovest si è buttato giù e si è ucciso ieri pomeriggio. Allora, l'ennesimo femminicidio, nel primo caso un omicidio, nel secondo un femminicidio. Lui che veniva indicato come un detenuto modello, lui che veniva indicato come uno che era stato rieducato dalla società, e poi però piglia, spara 4 coltellate a uno e ammazza un'altra. Per giunta femminicidio perché era la sua donna, la sua fidanzata. Ma allora c'è qualcosa che non va in questo sistema giuridico, o sbaglio? No, ovviamente non sbaglio, ovviamente la domanda è retorica, questo è il classico esempio del cortocircuito che si crea quotidianamente, mi viene da dire ormai, tra la volontà del legislatore, che è quella di fare leggi severe, e l'applicazione di queste leggi da parte della magistratura, non in tutti i casi, ma in alcuni evidentemente sì, e da parte, diciamolo, anche di quegli operatori che devono giudicare la pericolosità sociale all'interno dei processi e all'interno dei momenti in cui si sconta la pena. Perché partiamo dall'inizio. Io Sì. già ritengo curioso che un uomo che ha ammazzato una donna con delle modalità particolarmente efferate e simboliche, cioè la prima vittima, lui le squarciò la gola, le tagliò i polsi, sia condannato, uomo che poi cerca di latitare, quindi di fuggire all'estero, venga condannato più o meno agli stessi anni in cui fu condannato Corona, e non che mi sia simpatico Fabrizio Corona, né lo ritengo un modello di vita, ma mi pare che più o meno fu condannato agli stessi anni per aver ricattato con delle fotografie dei calciatori. Cioè, io trovo già un po' curioso che una società ritenga che la vita di una ragazza spezzata da un uomo che cerca di scappare, di fare il latitante, valga più o meno quanto un ricatto al calciatore. Lo trovo curioso. Quindi questa è la prima considerazione che faccio. Cioè, allora è inutile che noi facciamo tutte le aggravanti sul femminicidio, i reati specifici o meno, se poi ammazzi una donna e dopo 14 anni te la sei cavata. Il che vuol dire che se l'hai ammazzata, adesso io non so più o meno questo l'avrà ammazzata perché aveva una cinquantina d'anni, gli mancavano 8 anni, se tu l'hai ammazzata nei tuoi 45 anni sei abbastanza tranquillo che tu a 55 sei di nuovo fuori. Io trovo questo scandaloso. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è naturalmente l'analisi di pericolosità sociale e di rieducazione. Questo è altrettanto scandaloso ed è tra l'altro il problema di moltissimi casi in cui si reiterano i femminicidi o si realizzano, perché ci sono dei casi in cui magari uno è condannato per stalker, si fa l'analisi di pericolosità sociale e si dice no, ma non è pericoloso, è rieducato e questo va e ammazza. Oppure come in questi casi, no, ma va benissimo, detenuto modello e questo va e ammazza. Sai che si parla spesso di responsabilità dei magistrati, no? Sì. E purtroppo siamo ancora distanti perché comunque adesso ci sarà una riforma della giustizia, ma di fatto la responsabilità dei magistrati è un tema non ancora risolto. Ci vorrebbe secondo me anche un po' la responsabilità degli operatori che fanno questi giudizi di rieducazione o pericolosità sociale, che immagino che in ultima istanza aspettino al magistrato, ma anche sulla base di analisi di psichiatri, psicologi, perché cioè, ci siamo un po' stufati di vedere che in tutti i lavori cosiddetti normali, no? Cioè, se uno sbaglia a fare il perimetro di una casa, gli succede di tutto. Se uno sbaglia giustamente, per carità, se uno sbaglia a fare un piatto che malauguratamente c'era un ingrediente in cui inconsapevolmente una persona era allergica,
giustamente viene condannato a tutto, e poi se uno sbaglia sull'analisi di pericolosità sociale di rieducazione di un soggetto che va e ammazza un'altra donna, non gli succede niente. Cioè io voglio il nome e il cognome del signore o della signora che hanno deciso che questo era un soggetto che meritava di uscire, andare a lavorare, perché lui si sentiva bene, rieducato e non era più pericoloso. Voglio il nome e il cognome. Cioè, non è che continuiamo a fare questi articoli in cui diciamo era stato definito. Chi l'ha definito? Chi? Perché se la Ravetto fa una legge sbagliata che procura un sacco di casini alla società, il mio nome e cognome viene sbattuto sui giornali? Sì, penso di sì. Se tu, Antonino, dicessi in radio una cosa invereconda, ti becchi una querela, probabilmente lo scriverebbero che Antonino Danna di Radio Libertà ha detto una cavolata, perché Beh, noi non sappiamo certo. i nomi e i cognomi di questi magistrati e di questi operatori che ha ritenuto di mettere a piede libero un soggetto di questo tipo. Poi io adesso non so se la catena degli eventi era che abbia ammazzato prima lei o poi lui, una cosa è sicura, qua è proprio il tipico caso di femminicidio, nel senso che questo era un altro uomo che non accettava che questa donna con cui aveva intrecciato una relazione volesse chiudere la relazione, che ha pensato bene di ammazzare lei e ha tentato di ammazzare colui che pare avesse suggerito a questa donna di fare attenzione a costui perché poteva essere pericoloso. Quindi cioè qua è proprio l'emblema di un. E attenzione, l'ha uccisa con le stesse modalità con cui aveva ucciso la prima vittima, cioè anche a lei ha tirato una coltellata al collo, le ha reciso i polsi magari in un momento successivo, cioè addirittura ha preso una ciocca di capelli, quindi un chiaro profilo quasi da serial killer, e c'è qualche operatore, qualche magistrato che ha deciso che questa era una persona rieducata. Cioè questo è un fatto eclatante, qua parliamo di colpa grave, gravissima, no? Dolo mai, ma colpa gravissima, sì. Allora ripeto, se un ingegnere sbaglia per colpa gravissima, se un politico sbaglia per colpa gravissima, se Antonino Danna, un radiofonico, sbaglia per colpa gravissima, ne avrà delle conseguenze. Qua nessuna conseguenza, cioè magari questi, e attenzione, non conseguenze tanto e soltanto punitive, ma anche per evitare che questi tizi vadano a fare valutazioni di rieducazione o di pericolosità sociale su altri, perché chiaramente è gente che non le sa fare, quindi devono essere tolti dal sistema, non possono lavorare in ambito giudiziario. Ecco, a me diciamo che sono questi i punti che inquietano, oltre naturalmente l'evento in sé. Beh, decisamente, decisamente. E resta il fatto appunto che, voglio dire, il collega di questo signore ha pagato, stava per pagare con la vita semplicemente per aver detto, aver fatto in fondo un avvertimento così di semplice buonsenso anche a lei, a dirle: "Stai attenta a quello con cui ti vai a mettere", perché voglio dire, non è propriamente uno stinco di santo, per carità, tutto quello che volete sulla rieducazione, la seconda possibilità, ma quello entra ed esce da bollate la sera per il semplice e banale motivo che ne ha ammazzata un'altra prima di te. E purtroppo si è ripetuto. E io posso capire giustamente lo sconcerto e l'indignazione dei nostri ascoltatori, perché stamattina nella rassegna stampa chiaramente, l'indignazione si è sentita, io credo, abbastanza forte e chiara nelle parole di alcuni nostri ascoltatori, e non posso, diciamo così, non posso, certamente, condannarli per questo, né tantomeno è rimproverabile, perché chiaramente è semplicemente drammatico, e qui siamo sempre alle solite, un po' come è stato con la storia di Angelo Izzo, il boia del Circeo. Ne ammazza una, si fa 30 anni di carcere, viene ritenuto rieducato, esce e ne fa fuori altre 2 ed è tornato adesso in galera. Ci auguriamo che Ma ci quando se resti li fino fa alla 30 anni fine. di carcere, cioè questo è stato condannato a 14. Ma Eh. ci rendiamo conto? 14 anni di carcere per la vita di una donna? Ma stiamo scherzando? Per la vita di una ragazzina, Eh, 23 anni e una ragazzina. appunto, oltretutto. Quindi era grave comunque uccidere una novantenne, però l'aspettativa di vita di una novantenne magari che sono 15 anni, ma l'aspettativa di Sì. vita di una 23enne sono 100 anni. E tu fai 14 anni di carcere, ma è una vergogna. Senti, ma, non possiamo cominciare a ragionare di un fatto, cioè per l'odiosità del reato che viene commesso, possiamo cominciare a pensare che cose di questo genere escludano a prescindere la possibilità di una rieducazione? Allora, Cioè questo è molto capisco che discusso. eh.
No, questo è molto discusso e molto negato, nel senso che, allora, prima di tutto, devo dirti che prima di tutto basterebbe già che non ci fosse questa generosità dei magistrati nel concedere attenuanti, permessi, menate, perché comunque tu non puoi costituzionalmente dire che per i femminicidi levi tutte le attenuanti, perché sarebbe incostituzionale, però alcune non sono accettabili. Tant'è vero che tu sai che io avevo una proposta di legge che agiva anzi sull'aggravante del femminicidio, però basterebbe Sì. già che i giudici, quando ci sono delitti così efferati, fossero un po' più attenti nell'applicazione delle attenuanti, e già da 30 anni non si finirebbe a 14. Questo è il primo punto. Secondo punto, la rieducazione. Io d'impulso sono molto d'accordo con te. Poi quando parlo anche con i nostri consulenti, c'è una consulente molto brava, nostri intendo di area, molto Sì. brava, che tra l'altro è presidente del Tribunale delle vittime della violenza su Milano, la quale spesso tratta con noi della Commissione Femminicidi. Abbiamo fatto molti convegni sulla rieducazione, e lei invece sostiene che la chiave rieducativa sia fondamentale, soprattutto e non tanto chiaramente nei casi di omicidio, ma prevalentemente nel caso dei cosiddetti reati spia. Cioè lei dice lo stalker è rieducabile, e quindi io ho bisogno che si investa nella rieducazione, perché ho bisogno di guarire, tra virgolette, quell'uomo, in modo che poi quando è fuori non faccia più lo stalker. Nei casi di omicidi così efferati, ripeto, come te, se non eliminare proprio la possibilità rieducativa, perché sarebbe contrario alla Costituzione, perché come sai la pena nel nostro ordinamento non è solo punizione ma anche rieducazione, però rieducazione non vuol dire che ti lascio uscire 5 ore al giorno per andare a lavorare, se hai un profilo di quel tipo. Cioè, secondo me il problema non sono di nuovo lì fare le leggi, ma l'applicazione. Cioè, se qua avessimo avuto delle persone in grado di valutare realmente la pericolosità sociale di questo soggetto, non sarebbe successo niente di tutto questo, perché non avrebbe avuto i permessi per uscire, non sarebbe mai riuscito a uccidere nessuno. Cioè, se no, troppo spesso sull'onda dell'emozione, dai, facciamo la legge. Ma tanto possiamo fare tutte le leggi che vuoi, ce ne sono sin troppe di leggi, se non vengono applicate e soprattutto applicate con diligenza, la soluzione non l'hai avuta. Cioè, io dovrei avere degli psichiatri, degli psicologi, dei consulenti di tribunale, dei magistrati che di fronte a un profilo così dicono no, ma questo potenzialmente ancora un assassino non esce. Non è difficile, eh. Cioè, io non devo essere io legislatore che faccio delle leggi per ovviare alla negligenza degli altri, anche perché non ovvieranno mai alla negligenza degli altri, perché io posso pure fare la legge più perfetta del mondo, ma tanto se questi sbagliano, sbagliano, eh. Certamente, certamente. Però è altrettanto vero che insomma, secondo me si può ragionare del fatto che era anche una delle motivazioni per tenere in piedi l'ergastolo stativo, cioè certi reati per la loro natura e per la loro efferatezza escluderebbero la possibilità di una rieducazione, perché con No, questo a ques rieducazione è il termine sbagliato, non puoi escludere la rieducazione perché è prevista dalla nostra Costituzione. Puoi escludere i permessi premi, puoi escludere le uscite. Cioè, non è che significa che in carcere ti frustro, però neanche o che non ti rieduco. Però rieducazione non significa che ti rimetto nella società, perché non te lo meriti, questo è diverso. E da questo si parte proprio sul caso concreto, sono valutazioni concrete che fa il magistrato, ma che deve fare bene. Io non penso cer che ci possiamo lavare la coscienza dicendo facciamo la legge. Noi dobbiamo iniziare ad andare a fondo del problema. In questo paese si fanno le leggi, ma non si fanno mai i nomi e i cognomi. È come quando cade un ponte o come quando c'è un'autostrada che crolla giù. Si fanno le leggi, però non si fanno mai i nomi e i cognomi di chi erano gli ingegneri che dovevano controllare quel ponte o quell'autostrada. Si devono iniziare a fare, bisogna iniziare a trovare le responsabilità. Questo è un paese dove le responsabilità poi si annacquano. Si fa la legge, si fa la commissione d'inchiesta. No, io voglio i nomi e i cognomi. Non è difficile capire chi ha definito questo soggetto un soggetto meritevole di uscire. Desidero il nome e il cognome, e non perché lo voglio esporre al pubblico, diciamo, aggressivo, perché voglio sapere chi è che ha questa responsabilità, perché questo tizio non deve più lavorare o comunque ci non può sarà di occuparsi di sicuro un foglio di femminicidi. carta firmato. E certo, cioè se no è il solito paese dove facciamo le commissioni d'inchiesta. Dobbiamo iniziare a fare i nomi e i cognomi. Non c'è mai un responsabile. Qua è facile trovare il responsabile di questa cosa, il responsabile, diciamo, morale. A parte che io non ci dormirei la notte se avessi firmato un foglio in cui dico che un tizio non è pericoloso e questo va ammazza una donna. Quindi già io forse cambierei mestiere.
Ma visto che non lo fanno, voglio il nome e il cognome e voglio un sistema per cui soggetti che sbagliano cambiano lavoro. Io non ti dico che li mettiamo in pubblica piazza e li frustriamo, per carità, ma cambiano mestiere, li spostiamo in un altro dipartimento, non possono occuparsi di analisi psichiatriche sui detenuti. E visto che spesso sono consulenti esterni, questi non devono essere tagliati fuori dai tribunali. E quando sono magistrati, invece, questi devono essere destinati ad altri tipi di processi, perché chiaramente non sono licenziabili. La responsabilità dei magistrati chissà quando arriverà, ma almeno destinati a altri tipi di processi. Nei femminicidi non ci possono stare, perché non sono in grado. Pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Anche perché in tutto questo, e vengo alla seconda notizia di quest'oggi, ma le cose si tengono tra di loro. Allora io vi voglio leggere questa lettera, anzi facciamo 10 secondi di pausa e poi la leggiamo con calma. Tra poco. Ok. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. E rieccoci qua alle 15:29 e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Laura Ravetto. Tra l'altro noi oggi dobbiamo chiudere per una piccola esigenza di palinsest alle 15:45 perché poi dopo dobbiamo mandare un qui Parlamento. Ma detto ciò, ecco, vi voglio leggere questa lettera, sentite un po' qua. Mi spiace essere stato un grosso problema per te, ma hai dato tutto quello che volevo, ma non ti ho fatto nemmeno un piccolo regalo, nemmeno una piccola cosa. Ora non so se avrò mai il tempo di darti amore, tutto l'amore che non ti ho dato in questi 23 anni della mia vita. Anche se il mondo mi umilia, mi insulta, mi calpesta, tu sei tutto per me anche se non lo credi. L'autore di questa missiva è Mark Sampson. Mark Sampson, lo ricorderete, il 26 marzo scorso ha ucciso la sua ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha fatta a pezzi, l'ha chiusa in una valigia ed è andato a buttare la valigia in un dirupo. La madre è indagata, non si capisce se lo abbia aiutato oppure no, però la notizia di oggi è che l'Università La Sapienza, dove Ilaria Sula studiava, si costituirà parte civile nel processo penale e questo perché è stato deciso dal Senato accademico. Tra l'altro l'Ateneo, oltre a questo, realizzerà tutta una serie di attività contro naturalmente la violenza di genere. Ecco, ora, al di là del fatto del gesto compiuto dall'Università La Sapienza, che credo sia quantomeno encomiabile, resta il fatto che questo signore scrive a sua madre: ti voglio bene, mi spiace, ti voglio bene anche se il mondo mi calpesta. E uno gli dovrebbe dire: scusa tanto, il mondo ti calpesta perché non è che tu hai sbagliato a tirare un calcio di rigore alla finale dei mondiali. Tu hai scannato una ragazzina di 22 anni, l'hai fatta a pezzi, l'hai chiusa dentro una valigia e sei andata a buttarla in un dirupo. Ecco perché il mondo ti deride e ti calpesta. Cioè, a me pare, cara Laura, che ormai in certe figure, cioè si stia perdendo l'idea che le nostre azioni possono avere delle conseguenze estreme. E poi dopo tutto questo, anziché avere la bontà di tacere, scrivere lettere in cui dice alla madre: ti voglio bene anche se il mondo mi calpesta. Se volevi regalarle la rosa non ammazzavi Ilaria Sula e vedi che eri un libero cittadino come sono io, come sei tu, come siamo tutti quanti. Cioè, perché non c'è più questa idea? Esiste un limite che non si deve superare? Ma io penso che da questa lettera si capisca che c'è un problema grossissimo educativo su questo ragazzo che viene anche dalla famiglia. Guarda, non ho problemi a dirlo, perché io fossi una madre che riceve una lettera così, la strappo e pubblicamente dichiaro mio figlio fa bene a essere emarginato dal mondo, perché si è autoemarginato. Purtroppo parliamo di una madre che speriamo sia non colpevole, ma mi pare sia sotto indagine per occultamento di prove. Correggimi se sbaglio. Sì, appunto, è stato inchiesta.
non sappiamo se poi sia coinvolta o meno, perché adesso sappiamo che il processo sta mettendo in evidenza che forse la povera ragazza è stata uccisa al mattino perché hanno trovato tracce di caffè nel suo corpo, quindi non si capisce bene se effettivamente ci possa o non possa essere coinvolgimento dei genitori che probabilmente lavoravano, per carità. Potrà magari venire fuori che ha fatto tutto da solo, però ecco, rimane che è sotto indagine, quindi se si dovesse invece scoprire che c'è una compartecipazione, tu capisci che siamo di fronte a un tema ancora più devastante, cioè l'amore madre per figlio non può arrivare a questo, cioè l'amore di una madre si sostanzia prima di tutto nel crescere un figlio che rispetti le donne, e questo vale anche per il padre. Quindi comunque io come genitore 2 domande me le farei. Poi è chiaro che non dipende tutto dai genitori, ma 2 domande me le farei. In secondo luogo, se mio figlio poi dopo un fatto talmente efferato si rivolgesse così a me, io gli direi: tu non hai capito niente, tu non mi dovevi regalare le rose, tu non dovevi fare questo, tu il mio amore l'hai perso. Ci sarò perché una madre c'è sempre, ma il mio cuore me l'hai bruciato, questo è, perché non è che c'è altro da dire. Poi guarda, io trovo scandaloso che questo ragazzo abbia così, no, questo atteggiamento vittimistico. Chiaramente qua dietro c'è una patologia narcisistica, una patologia psichiatrica, perché è uno che non si rende conto del disvalore del suo atto e anzi addirittura dice sono calpestato dal mondo, ma è chiaramente un atteggiamento vittimistico di natura narcisistica. Non sono uno psichiatra, spero ecco non venga utilizzato poi come al solito dalla difesa per ridurgli la pena, perché accanto a chiaramente una patologia narcisistica che però ormai tra i giovani è molto diffusa e probabilmente era diffusa anche tra di noi, ma era meno diagnosticata, c'è sicuramente l'efferatezza di un atto compiuto con grandissima lucidità. E quindi ben venga invece l'iniziativa dell'università che da rassegna stampa che mi hai mandato tu dice noi ci costituiamo parte civile, perché Sì. la società che deve iniziare a comprendere, e l'università lo sta dimostrando, che il femminicidio è l'uccisione di una donna ed è anche minare le fondamenta della nostra società. L'università dice giustamente le nostre studentesse qua si devono sentire sicure, quindi noi oltre a fare corsi di educazione contro la violenza, migliorarci su questo eccetera, ci costituiamo anche parte civile perché noi siamo lesi in quanto portatori vogliamo di sicurezza e di valori. Poi detto questo è l'ennesimo femminicidio, siamo tutti un po' stufi di vedere che, ripeto, facciamo una legge al giorno su questi temi e poi ogni 3 giorni ne ammazzano una donna. Tra l'altro per gli stessi motivi, perché lo ribadiamo sempre, non è l'uccisione di una donna, che sarebbe un omicidio esattamente come quello di un uomo, è l'uccisione dell'ennesima donna che voleva lasciare questo fidanzato, cioè è l'ennesima caratterizzazione del femminicidio, uomini che non accettano di essere lasciati, che considerano la donna di propria proprietà e quindi se questa proprietà se ne vuole andare la annullano, la devono distruggere perché è roba loro, per cui non accettano che possa entrare in un'altra sfera di vita o di umanità. Ecco, io mi permetto di fare una riflessione aggiuntiva a quello che hai detto. Generalmente quando ci si costituisce, correggimi se sbaglio, quando ci si costituisce parte civile in un processo penale è per accertare il danno che è stato causato, alla società o comunque a chiunque ne abbia interesse dall'evento lesivo che è stato causato. Ora, quindi qui si tratterebbe di dare un valore alla vita di Ilaria Sula. A me viene in mente quello che fece l'avvocato Nino Marazzita, morto in questi giorni, quando nel '75 si costituì come parte civile per conto della famiglia Pasolini nel processo per la morte di Pierpaolo Pasolini. E lui disse sostanzialmente questo: noi ci siamo costituiti simbolicamente per una lira, non tanto perché dobbiamo valutare la vita di Pierpaolo, ma perché abbiamo il dovere di continuare a dargli la possibilità di parlare, di avere una voce. Ecco, e io voglio pensare che quello che ha fatto l'Università La Sapienza nel costituirsi parte civile, può anche averlo fatto per 1 euro soltanto. Non è dare un valore economico alla vita di Ilaria e alla sua perdita, ma è dare la voce di questa vittima, portare ancora la voce di questa vittima dentro questo processo e farla sentire
a tutti gli italiani, a tutti quelli che seguiranno ovviamente questo procedimento. Io penso si possa vedere anche in questo senso. Tu che dici? No, che l'osservazione è perfetta, è corretta e giusta, sono certa che sia questo l'intento. Cioè di tutta evidenza che magari i genitori della ragazza hanno delle possibilità di difendersi in tribunale, eccetera, ma magari possibilità, diciamo, mediatiche non ce le hanno forti come un'università, come la Sapienza. Quindi è indubbio che questa sia un'iniziativa che aiuta moltissimo questa situazione. Sì. Decisamente. Allora, passiamo alla terza notizia di oggi, la sentenza che nel Regno Unito ha stabilito che il termine donna debba essere riferito esclusivamente a una persona nata di sesso biologicamente femminile, XX, escludendo di fatto da tale denominazione tutte quelle persone che, pur essendo nate uomini, quindi con i cromosomi XY, si definiscono donne transgender, anche se in possesso di un certificato di riconoscimento di genere, GRC. Il giornale racconta che a Londra questa sentenza, che ha fatto prevalere la scienza sull'ideologia, è stata accolta come una decisione epocale che cancella anni di condizionamento imposti dal movimento LGBT, e il documento aggiunge che una persona transgender ha tutto il diritto di fare ciò che vuole del proprio corpo, ma chi nasce donna resta donna, chi nasce uomo resta uomo per tutta la vita. Oltre all'ideologia, scrive ancora il giornale, esiste una grande ignoranza scientifica sulle nozioni di sesso e genere, oggi all'origine di violenti dibattiti d'opinione, due cose ben distinte, al punto che si è diffusa l'idea che cambiare genere equivale a cambiare sesso, ma il genere è una nozione socioculturale, ovvero legata a fattori ambientali e culturali, mentre il sesso è una nozione biologica che è impressa nel DNA del proprio patrimonio genetico, innata e immutabile. Si può quindi certamente cambiare genere quando lo si desidera con gli ormoni o la chirurgia, ma non si può assolutamente cambiare il sesso biologico ignorando l'effetto dei geni dei cromosomi sessuali, che proseguiranno a lavorare indisturbati all'interno di ogni organo, continuando geneticamente a rimarcare le differenze tra uomini e donne, quelle che non possono essere invertite o distrutte con nessuna terapia medica o chirurgica. Ecco, perché fare un'affermazione del genere, che peraltro è di buon senso e, ripeto, è frutto di scienza, frutto della scienza? Perché se io dicessi questa cosa pubblicamente verrebbe il PD e mi direbbe che sono un omofobo? Lo chiedo a te. Ma fammi fare intanto una nota polemica col giornale. Cioè, Mm. io ho fatto una PDL, la Lega, che riporta ben prima della sentenza le stesse identiche parole utilizzate dalla sentenza nel preambolo e nel dispositivo per motivare il fatto che le atlete trans non possano gareggiare nelle gare femminili. Identica. Cioè io ho letto dalla prima all'ultima riga la sentenza, è fatta esattamente come la mia PDL, tant'è che l'ho mandata al segretario Salvini dicendo. E il giornale non si è premurato, nonostante io l'abbia ben pubblicizzata anche ai suoi giornalisti, di citare la Lega. Questo dà un po' fastidio, perché io ho capito che noi siamo i più bravi su questi temi, anche perché abbiamo, dai, mi faccio un po' di pubblicità, un gran dipartimento pari opportunità. Magari mentre Mi fai questa associo. descrizione, un trafiletto citando la Lega ci poteva stare, no? Sono abbastanza sicura che se l'avesse fatta un collega o una collega dei partiti alleati, il giornale l'avrebbe citata. Quindi scusami, mi prendo lo spazio per una nota polemica, perché Prego. non è che questo dibattito non sia stato affrontato in Italia e chi lo porta avanti è la Lega. Noi abbiamo innumerevoli proposte di legge e una è questa mia che invita il CONI, che dovrà adeguare lo statuto anche agli organismi internazionali, perché tutto parte poi anche dalla volontà di Trump, no? Di evitare Sì. di dire no, guardate che il trans non può essere equiparato al sesso femminile. Allora io ho chiesto al CONI questo adeguamento con questa PDL. Probabilmente, anzi sicuramente si farà, ma il giornale non ne dà traccia. Quindi sai, la verità è che è un po' frustrante che non solo se lo dicessi tu, Antonino, il PD se la prende con te, ma quando lo dico io, lo dico forte, con una proposta di legge che verrà sicuramente attuata, i nostri non ci filano. Questo un po' spiace, perché queste sono battaglie che invece noi portiamo avanti. Il nostro paese da questo punto di vista è avanti, perché ci viene dato dei trogloditi, ma in realtà ci stanno venendo tutti dietro, perché quelli che hanno fatto gli aperturisti su questo hanno scoperto che invece di battersi contro le discriminazioni, le stavano alimentando, e segnatamente le discriminazioni contro le donne.
perché è di tutta evidenza che chi era discriminato da questo atteggiamento woke, per cui ti basta fare un trattamento ormonale e decidere che sei donna, quando tu mantieni la potenza muscolare e il fattore genetico maschile, chiaramente le donne, perché non potranno mai essere equiparate per tante ragioni, e quindi alla fine tutti questi maschi di nascita vincevano le gare e questi maschi di nascita pretendevano di avere dei diritti che invece devono essere riconosciuti esclusivamente alle donne, perché, come diciamo sempre, le donne esclusivamente fanno cose per la società che i maschi non possono fare, ad esempio far nascere i bambini, punto. Quindi, Antonino, che dirti, la frustrazione per me non è che venga criticata dal PD, anzi guarda, Zan ha fatto un post molto critico contro questa mia PDL, attaccandomi eccetera, però almeno Zan se ne è accorto, il giornale no, quindi fammi fare questa nota critica. Saluti al direttore che conosco anche bene, però insomma, no? Forse la Lega ogni tanto va citata, perché la Lega su questi temi è più avanti degli altri. E allora io raccolgo il tuo sfogo e la tua precisazione, e con questo noi a questo punto chiudiamo qui la nostra trasmissione e ci ritroviamo lunedì 19 di maggio, se vuoi. Assolutamente, ci vediamo lunedì, e vi avverto già che lunedì, che invece dovrò arrivare a Milano perché la sera ho un appuntamento politico importante su Milano, alle 15 sarò in treno, quindi prepariamoci alle solite cadute di linea, la buona Sveva sin da ora si prepari alla tortura del treno, e tu pure, Antonino, come al solito faremo le nostre puntate al meglio delle possibilità della rete. Siamo nati per soffrire, mia cara, cercheremo di fare del nostro meglio. Coraggio, Va bene, io sono saluti a fiducioso. tutti e grazie. Grazie a te. Grazie che ci Allora, io ascoltati, grazie ringrazio. Antonino. Ciao, Ciao ciao. cara. Allora, grazie alla nostra Laura, noi chiudiamo qui. Adesso qui Parlamento con l'onorevole Barabotti, e poi dopo Alice, il vento caldo dell'estate del 1980. Con Zoom ci ritroviamo alle 18:05 trattabili. Grazie a tutti, a più tardi. Avete ascoltato l'altra metà della radio.